tratta di un riconoscimento prestigioso alla città, alla sua cultura di solidarietà. Sale sul palco tra gli applausi scroscianti. Sergio Mattarella si rivolge alle migliaia di volontari arrivati a Padova, diventata ufficialmente capitale europea del volontariato 2020. Un riconoscimento prestigioso ma che conferisce anche una grande responsabilità, dice Mattarella, ricordando che la città ha visto nascere e crescere figure di spicco come Don Luigi Mazzucato e Francesco Canova, fondatori del CUAM, Monsignor Nervo, padre della Caritas italiana, o Monsignor Pasini, presidente della Fondazione Zancan, che si occupa di ricerca sociale. Il volontariato è votato alla fratellanza e alla pace. Per sua natura è portato ad alzare lo sguardo oltre i confini del proprio corpo, della propria regione, del proprio paese, per guardare all'umanità. L'augurio che Mattarella fa dal palco è quello che entro quest'anno si proceda nell'attuazione della legge sul terzo settore, coinvolgendo i protagonisti, in particolare i cittadini e le istituzioni. Importante anche il passaggio sul servizio civile universale, che può dare una mano a ricucire il paese, dice Mattarella, riprendendo lo slogan scelto da Padova per quest'anno da capitale del volontariato. Ai giovani si parla anche attraverso gli esempi e la coerenza dei comportamenti. E parlare ai giovani, coinvolgerli, rendere responsabili e lungimiranza. Il capo dello Stato ha ribadito l'apprensione per Silvia Romano, volontaria rapita in Kenya mentre svolgeva la sua missione di solidarietà. Mattarella ha poi concluso ringraziando i volontari, paragonandoli alla struttura portante della nostra società. Grazie per quel che fate. A rendere migliore l'Italia e a presentare una prospettiva di autentica crescita civile in tutta Europa. Auguri.